Silenzio, silenzio. Questa canzone nuova di Arisa si intitola Io Sono, si intitola così la canzone di Arisa che abbiamo riascoltato qui su Radio Telecolor in questo appuntamento con Alla Catalla. Pronto? 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 Che fai, Capocciano? Come stai? Oh, Nunzia! C'è un botellino. Come? No, stavo dicendo una mala parola. Sì, c'è molta confusione, sono molto contento di avere tanti ospiti oggi qui in radio. Infatti io non ho passato anche perché ho poco da fare. Che sta facendo? Perché abbiamo una nuova attività. Sta preparando da mangiare? No, vuole mangiare, ormai io sono imprenditrice. Imprenditrice? Sì. Ma di che? Di che? Perché io con Ignazio abbiamo aperto un'agenzia di scommesse. Ah, come tante ce ne sono in giro, devo dire, insomma, ce ne sono. Sì, ma allora sei particolare, si falle. Perché? Intanto è abusiva, partiamo da dopo. Ma abusiva che vuol dire? Che ci hanno fatto? Scommesse nere, scommesse nere? Nivore, gialle, che lo vuole? No, nel senso che non siete legate a nessun circuito, a nessun network. Che cosa sono queste brutte parole? Vabbè, non sono brutte parole. Mi faccia capire una cosa, se io riesco a vincere dei soldi, chi mi paga? Ignazio. Ma dove li prende i soldi, Ignazio? Delle altre scommesse che hanno messo, no? Ah, va bene, ok. Quindi un modo sicuro, un posto tranquillo, va bene. Per esempio ci posso consigliare una scommessa, si fa mi dica. C'è un cavallo che si chiama Uccezzoto. Come si chiama? Uccezzoto. Il cavallo? Sì, Uccezzoto. Perché di Acitrezza? No, perché c'era tre pere soli. Ma no. È dato al 95, se vince 6 soldi. Sì, ma vero. E poi c'è pere come vincere mai. Appunto, quindi non vince. Ma non lo sappiamo, poi se noi abbiamo amicizie, no? Avete amicizie? Sì, che lo sapete. Ah, quindi lei mi consiglia. Sì, se vuole scommettere anche nelle cose dei cani, Scopetù che è da... Le cose dei cani, Scopetù è dato a 4. È dato a 4, è va bene. Spank invece è dato a 2. A 2, sì. Ah, è più veloce Spank. È dato a 2 perché il negretto è più scattante. Ma voi fate scommesse su tutto? Certo, c'è magari la cosa dei bratte. No, quella la facevano in un film di Silvestre Stallone, quella cosa lì. Guarda, io questo Stallone non lo conosco. Sorvegliato speciale. Sorvegliato speciale. Vabbè, perché ci sono i diritti d'autore da pagare, no? Non lo so, non lo so. Possiamo fare, la gara delle bratte? Non ho idea, sinceramente. Ma quante sono? In quante corrono? Sono 8 bratte, numerate, giustamente, con pennarello. Ma con pennarello bianco? Certo, perché sono bratte. Squalificata, la bratta che vuole è squalificata. Perché sono bratte con le ali, capito? Ah, quindi sono con le ali? Perché quando corrono i cavalli... Quando corrono i cavalli se rompono quando fanno il ciotto se fanno a galoppo non vale più si dice se rompono. Lei sta rompendo ora questa cosa. Si dice se rompe il cavallo. Si dice così. Se rompe il passo, se va al trotto e rompe il passo è squalificato. La bretta con le ali, se camminano male, tranquillo, va bene, però se vuole è squalificato. Ah, ho capito. E quindi sono 8 bratte. 8 bratte che buono, io non capisco. Con i numeri scritti col pennarello, con l'uniposca bianco. Si chiama Brat Running. Brat Running. Questa è la gara nuova. Sì, che arriva dall'America, immagino. Come? Arriva dall'America. Brat da caso, da San Giorgio. No, voglio dire, questa specialità arriva dall'America. Ma forse l'hanno sperimentata loro, ma noi non lo sappiamo, no? Ma forse io credo. Comunque, noi ci chiamiamo Stanley Olio Bette. Come? Stanley Olio Bette. Stanley Olio Bette, va bene. Perché siamo io sì, che Ignazio addosso. È un po' grosso. Olio Bette. Sì, altri tipi di gare no, altri tipi di scommesse no. Invece le cose normali, le cose del gatto che ha benzina. Le cose del gatto con la benzina? È un gatto con l'additivo, capito? Cioè che gli fate una... No, niente, non ci può mettere. E quando si ferma? C'è anche la cosa della salsamita con la coda e senza coda, dipende. E quella senza coda è più avvantaggiata. È quella che lei ha colpito con la spimmola. Se la colpisce con la spimmola rimane senza coda. Ma è avvantaggiata. Perché pesa di meno. Certo. Però quando picchi le cuffie sbanda, capito? Perché non si avanza una catena. Non si appoggia. Perché se proprio il circuito rotondo e la salsamita con la coda diciamo è avvantaggiata. Va bene, questo mi piace assolutamente. Ma se ci vuole venire a trovare. Ma sì, dov'è? Non è che ci posso dire esattamente dove è abusiva. Vabbè, ma io devo sapere. Lei deve arrivare nella mia zona. Quindi al San Giorgio, lei deve cercare uno che ha tigna.
si è messo fermo in un angolo, si è messo fermo là in un ma ce angolo. ne saranno diversi. Sì, ma io uno che serve una cravatta. Che cravatta? Ma c'ha una cravatta, però che mi sarà andato, sa che la canottiera con la cravatta, quindi non conosce a corpo. Conosco. C'è una canottiera bianca che la macchia da sopra la sera prima qua e c'è la cravatta per coprire la macchia. Con una medaglia. Io non ci metto la cravatta per coprire la medaglia. Ok. E come si chiama? A che nome risponde questa persona? Non ce lo posso dire. Ma è un nome. Lei ci va a segnale. Che segnale devo fare? Fa tipo che lei quando gioca a briscola la pozzi. Che segnale fa? Quindi scaccia l'occhio, no? Scaccia l'occhio. Se lui ci scaccia l'occhio pure, normale, così vuol dire che è uno dei nostri. Ok. Se invece lui si avvicina e c'è un pugno e ci scaccia l'occhio con pugno, vuol dire che non è dei nostri. Va bene, grazie Annunzia. Nella gara dei cavalli, la cosa bella e meravigliosa, quando un cavallo si assopia poi festeggiamo.